quanto il pubblico potrà vedere in questa giornata dedicata al mare? Si parte alle 16 con la rievocazione storica dal Comune di Chiavari, ci si vede al Comune di Chiavari, poi ci sarà la sfilata storica con gli sbandieratori di Lavagna che aprono il corteo, vestiti secondo l'epoca e si fa proprio questa parata del remo e si arriverà camminando lungo Viale Arata, Corso Millo, fino alla passeggiata di Mare di Chiavari di fronte alla Fontana 8 Marzo, per intenderci dove ci sono le fontane luminose. Da lì si partirà, i ragazzi e i meno ragazzi, insomma i nostri signori della rievocazione storica, andranno in spiaggetta dove sono posizionate tutte le barche e inizieranno le gare. La prima gara sarà intorno alle 16:30-17, la seconda intorno alle 18. Si parte con la rievocazione storica, ci sarà poi successivamente la gara, quella invece vera e propria di chiusura del Palio sulla 22 palmi di legno. Ci credevate 4 anni fa che questa manifestazione sarebbe cresciuta così tanto a dismisura? Perché quest'anno ci sarà il villaggio del Palio, parti gastronomiche, spettacolo, oltre la rievocazione storica, il corteo e la parte atletica vera e propria. In realtà no, perché siamo partiti un po' quasi per scherzo, per scommessa, dove proprio è nato il Palio a Santa Margherita Ligure 4 anni fa. Quest'anno siamo veramente orgogliosi di essere a Chiavari, ma soprattutto questo sarà reso possibile proprio perché il Comune di Chiavari ha creduto e sta credendo in questa manifestazione, per cui senza il suo supporto di Consorzio Ristoratori Chiavaresi, tutti i vari sponsor tecnici, la Lega Navale di Chiavari che comunque stanno fortemente supportando questa manifestazione e faranno sì che sarà una manifestazione veramente, se vogliamo dire, un po' più in grande rispetto agli altri anni e che sta crescendo di anno in anno naturalmente.